voleva ritrovare la sua gioventù prima di invecchiare. E chiamò i dottori tutti alla sua corte: presto signori, ho paura della morte, se la scienza mi potrà con i vostri esperimenti risparmiare l'aldilà, evitare i sacramenti. Io vi farò ricchi, quasi imperatori, non ci vuole tanto, forza dottori, tentiamo l'improvato, l'impossibile, il negato, violiamo la natura purché io sia salvato. Tutti alla ricerca di erbe rare antiche, vanno i cavalieri cercando tra le ortiche, mentre i messaggeri correndo come pazzi cercavano notizie lontano dai palazzi. Ed intanto sua maestà, incitando gli scienziati, se più in fretta non si fa, i miei giorni son contati. E ancora tentativi sulle capre e sui maiali, sugli schiavi ed i fedeli, sugli scemi e i liberali. Dopo mesi disperati, i dottori e gli scienziati un rimedio collaudato non l'avevano trovato. Fu così che un giorno venne da lontano un vecchio tutto bianco, un tipo molto strano, l'unico rimedio della lunga vita. L'ho cercato anch'io, però la mia è finita. Se davvero tu vorrai allungarti l'esistenza, lascerai quello che hai, la ricchezza e la potenza. Ma il re non ebbe il tempo di sentire tutto questo. Uno schiavo alle sue spalle compariva svelto e lesto. Lo passò da parte a parte, trafiggendolo nel cuore. Chi governa col terrore prima del suo tempo muore.